Uffizi da record, primo museo d'Italia nel 2021 per numero di visitatori, grazie alla presenza sui social hanno conquistato anche un pubblico molto giovane. L'inviata a Firenze Anna Milà. Eccoci, dal 1600 direttamente al 2022. Perché non far cantare Cosimo II dei Medici con un tormentone? I capolavori dell'arte cantano, ballano, ridono, diventano amici e sempre più giovani vengono a trovarli. Possiamo vedere che gli ingressi dei giovani dopo che siamo sbarcati su TikTok è veramente raddoppiato. Piace il linguaggio, piace soprattutto l'autoironia. Don't be surprised if one day I just... E allora incontriamo Caravaggio nel nostro viaggio dietro le quinte degli Uffizi. Oggi giorno di chiusura, un silenzio eccezionale nel luogo di cultura più visitato d'Italia nel 2021. Sono venuti oltre 1.700.000 persone, quindi ci siamo classificati quinti al mondo. Si riparte dalla bellezza e questo è anche vero per l'arte dà conforto, l'arte dà speranza e l'arte è qualcosa che poi connette le persone anche di diverse nazionalità. I'm Chiara Ferragni and we are at Galleria degli Uffizi, which is one of the most... Le gallerie diventano virali dopo la visita di Chiara Ferragni. I suoi milioni di followers si innamorano dell'arte che parla una lingua nuova tra statue che si fanno i selfie e opere più schive. E lei è la nostra Venere, che non ama farsi fotografare e infatti spesso esce dal quadro e va a farsi dei giri. E a proposito di social network,